Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Morsi di Sicilia. Questi, signori miei, saranno dei morsi di Sicilia buonissimi e molto semplici da preparare. Oggi infatti realizzeremo insieme uno degli street food più amato di tutta la Sicilia, soprattutto del palermitano. Signori e signori, prepareremo le panelle. Per realizzarle ci servirà solo della farina di ceci, del sale, dell'acqua, del pepe e del prezzemolo, poi dell'olio di semi di girasole o di arachide per friggere. Direi di metterci subito all'opera, ci muniamo di una bull capiente, vi trasferiamo la farina di ceci e piano piano iniziamo a versare l'acqua. Per ogni mezzo chilo di farina di ceci andiamo ad aggiungere 1,5 litri di acqua, quindi 3 volte il peso della farina, e lo andiamo a mettere all'interno della farina poco per volta, mescolandolo così da evitare di fare grumi. Quando la farina si sarà inglobata, incorporata all'acqua che avremmo aggiunto, potremo aggiungere il resto e passeremo dall'avere una pastella densa a una pastella molto liquida. Come vi dicevo, una preparazione semplicissima da fare che dà, vi assicuro, grandissima soddisfazione. Fatta la prima volta sarà una replica costante a casa vostra, ne sono certa. Ci vuole solo un po' di pazienza, un po' di manualità, perché è un po' come se fosse una polenta, se mi rivolgo a qualcuno del nord Italia, ama essere mescolata e ha bisogno del suo tempo per cuocere in maniera uniforme e corretta. Aggiungiamo anche la restante parte dell'acqua. La pastella che abbiamo ottenuto è liquida, molto liquida, e tutta quest'acqua ci servirà nel momento in cui andremo a cuocere la nostra farinata per ottenere la consistenza giusta per realizzare le panelle, e cuocere nel frattempo i ceci che, essendo in farina, andiamo giustamente ad utilizzare a crudo. A questo punto andiamo ad aggiungere il sale, ne mettiamo un generoso pizzico e andiamo a macinare una generosa manciata di pepe nero. Teniamo da parte il prezzemolo, che invece metteremo solo alla fine. Siate generosi, perché se vi piace come piace a me, sta proprio bene. Macinato il momento e manco a dirvelo, incorporiamo e trasferiamo la nostra miscela all'interno di una pentola sufficientemente capiente. Voilà! Accendiamo il fuoco e portiamo a cottura, mescolando prima con una frusta, man mano che si denserà con un mestolo di legno, fino ad ottenere la consistenza della polenta. Faccio sempre riferimento a quello, l'impasto si deve proprio attaccare i bordi, e per questa quantità vorranno circa 40 minuti. Nel frattempo che la nostra pastella va, noi ci occupiamo del prezzemolo, lo trittiamo in maniera sottile e lo ingloberemo all'impasto solo alla fine, quando sarà praticamente cotto. Nella ricetta tradizionale presente alcuni lo omettono, soprattutto se sono alle prime armi, ma vi assicuro che dà un gusto imprescindibile a parer mio. Trittiamolo sottile sottile, così lo distribuiamo meglio all'interno del nostro composto. Le panelle, signori miei, non ho mai conosciuto essere umano che non le ami, di una semplicità disarmante ma di un gusto pazzesco. Vengono spesso accompagnate alle crocchè, che sono delle crocchette di patate deliziose che vi realizzerò a breve, e spesso vengono servite all'interno del pane, quindi dei panini con le panelle e anche con le crocchè. Non potete non andare a Palermo e fermarvi in uno di questi chioschetti e mangiarvi questo panino con le panelle, perché è una cosa deliziosa. Bene bene, man mano che il nostro impasto si addensa potreste notare che si rapprende, crea dei grumi. Questo è normale, man mano che procederemo con la cottura i grumi si disperderanno e poi quando andremo a friggere le panelle si perderanno completamente. La nostra polentina si addensa, il mio polso si stanca, probabilmente anche il vostro se la state replicando, è fisiologico. Non è quasi più lavorabile con la frusta. Passiamo al mestolo di legno. Quando capiremo che il nostro impasto è pronto, non dobbiamo essere frettolosi, perché quando inizia a attaccarsi la pentola potremmo essere indotti alla tentazione di toglierlo dal fuoco. È ancora troppo presto, l'impasto è ancora troppo umido, contiene ancora troppa acqua, la dobbiamo fare asciugare per fare in modo che le panelle si staccheranno per essere fritte facilmente. Quindi procediamo, attenetevi alla regola dei 40 minuti su mezzo chilo di farina circa, che è quella che vi ho dato. Trascorso il tempo necessario, la nostra polenta di ceci sarà pronta. A questo punto andiamo ad aggiungere
il prezzemolo che abbiamo tritato e amalgamiamolo bene. Trasferiamo la polentina, questo sinceramente è il metodo che io preferisco, e con l'aiuto di una spatola andiamo a stenderla. Vi verrà un po' complicato, risulterà un passaggio poco omogeneo, ma è normale che sia così. L'impasto restante invece lo colo qui. Lo colo è un parolone perché già si è addensato e cerco di compattarlo all'interno ed evitare così che si creino dei vuoti d'aria all'interno dell'impasto. Anche questo lo facciamo riposare fino a quando non sarà possibile staccarlo. È trascorsa più o meno mezz'ora, il nostro impasto per le panelle si stacca facilmente, come vedete, si è raffreddato, lo possiamo friggere. Ho messo a scaldare l'olio, lo porto a una temperatura di circa 170-180 gradi e taglio a fette le panelle. E poi le tuffo poco per volta, così da non abbassare troppo la temperatura dell'olio. Come vedete, questo è lo spessore che abbiamo ottenuto e verranno croccantissime fuori e morbide dentro. Quando sono ben dorate le tiriamo via e le mettiamo a scolare. Signori miei, le panelle sono pronte. Come avete visto ci è voluto veramente poco, un po' di fatica, un po' di manualità, ma sono qui. Fatele più sottili, più spesse, come volete, mangiatele così o ancora con un po' di sale o qualche goccia di limone, ma mangiatele, ragazzi, che dirvi, le mangio. Che aggiungere, semplici, buone, siciliane, anzi no, sicilianissime, che più morsi di Sicilia di così si muore.